È stato inaugurato a Caorle il nuovo centro di trasformazione prodotti ittici dell'Organizzazione di Produttori Bivalvia Veneto. In 20 anni il gruppo, composto da una flotta di un centinaio di pescherecci per la raccolta delle vongole e dei frutti di mare, ha saputo trasformare l'attività di pesca in un evoluto sistema di raccolta gestita, garantendo 4 milioni di chilogrammi all'anno, una quota superiore al 25% del fabbisogno nazionale di vongole di mare. La differenza in sostanza dalle altre realtà è proprio questa: i nostri pescatori, ormai diventati imprenditori, sono in grado di proporre il pescato giornaliero direttamente dalle mani del pescatore alla massaia che se la trova nella confezione già surgelata e pronta all'uso. Per questi pescatori il mare è una risorsa unica. Da anni queste realtà consorziate tutelano l'Alto Adriatico per preservarne l'ambiente naturale. Si pesca esclusivamente in mare aperto, nell'area che si estende dal faro di Goro alla foce del Tagliamento. È da sempre che lì, sui terreni sabbiosi, vongole, fasolari e canolicchi trovano il loro habitat naturale. I pescatori lo rispettano e contribuiscono al suo mantenimento, adottando un sistema di pesca selettiva a rotazione. Nel nuovo centro, fatto con un impegno finanziario dei 300 pescatori associati e a un contributo pubblico di 640.000 euro della Regione, è stato inserito un nuovo processo produttivo che a sole 2 ore dalla pesca garantisce che il prodotto viene lavorato e surgelato, posto in vaschette e pronto all'uso con tutte le caratteristiche del fresco. OP Bivalvia Veneto, in sinergia con il Consorzio Gestione Vongole di Venezia e il Consorzio Gestione Vongole di Chioggia, ha ricevuto nel 2018 la certificazione MSC. Questa è una certificazione molto importante che ci ha aiutato a esportare a Dubai. Siamo già presenti a Dubai, adesso le abbiamo spedite anche a Melbourne in Australia e prossimamente in Indonesia.